Le 7.39, bentornati in diretta con Buongiorno Taranto e adesso cominciamo i nostri approfondimenti. Ci spostiamo a Tramontone, dove gli abitanti della zona mare di Tramontone sono ormai in rivolta. Si sono rivolti all'amministrazione comunale, a pezzi dell'opposizione, insomma alle istituzioni, chiedendo una serie di interventi, una serie di servizi, soprattutto anche addirittura l'asfalto, che insomma nel 2025 sembra quasi imbarazzante da dover chiedere, eppure hanno detto che non si accontenteranno delle parole, ma sosterranno coloro che finalmente risolveranno una serie di problemi legati anche alla sicurezza. Di questo e altro parliamo con uno di loro, che è Fiorentino Pignatelli, che è in collegamento con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Signor Pignatelli, allora la situazione è abbastanza critica, mi pare di capire, dalle parti di via Granchio Corso, di via Zucche, tutta quella parte diciamo che porta alla spiaggia di Tramontone. Sì, certamente la nostra comunità è una comunità che risiede in zona dagli anni 70, la nostra Tramontone Mare è la prima spiaggia, una delle prime spiagge, una delle poche spiagge libere di Taranto, siamo circa 250 famiglie e come diceva lei, bene diceva lei, è assurdo che ancora nel 2025 dobbiamo ancora stare a chiedere le opere primarie minime. Negli ultimi 25 giorni abbiamo avuto un periodo veramente particolare, mai vissuto, abbiamo avuto oltre 10 furti, un clima alterato, una mancanza di sicurezza. Questi furti ci sono stati essenzialmente nelle ore pomeridiane e serali, con un'irruzione anche in case abitate, quando generalmente in quelle poche ore in cui i proprietari erano usciti per delle compere. Abbiamo avuto l'episodio di una casa in cui abitavano delle persone handicappate. Ricordo anche qualche tempo fa una serie di colpi di pistola sparati sulla spiaggia di Tramontone. Allora, certamente, noi la zona diciamo è una zona che come è vicina anche ad altre insomma e soprattutto d'estate ci sono state queste problematiche, però nel periodo autunnale e invernale noi siamo sempre stati, come dire, una specie di oasi felice. Certo. Noi ospitiamo decine di persone, di tarantini che vengono anche soltanto per ammirare lo straordinario mare, il tramonto stupendo che abbiamo. C'è gente che viene per raccogliere la verdura piuttosto che semplicemente per passeggiare o per fare footing. Pignatelli, siccome non abbiamo tanto tempo, sì. Adesso vi manca l'asfalto, immagino che abbiate bisogno anche di cosa? Di illuminazione. Che cosa avete chiesto al comune? Sì, intanto abbiamo avuto dei riscontri da parte del questore, che ringraziamo, a tutti gli appartenenti delle forze dell'ordine, che quindi grazie anche al nostro appello hanno aumentato i numeri di passaggi. Ovviamente cosa succede? Che nel momento in cui le forze dell'ordine arrivano, spesso e volentieri se devono inseguire qualcuno, questo qualcuno ha una via di fuga tranquilla, che è la scogliera, che è totalmente al buio. Quindi la scogliera poi va o verso la zona di San Francesco, della batteria San Francesco, sì, o verso Lido Sembon. Quindi le forze dell'ordine hanno questa come dire, problematica. Così come c'è l'asfalto, le strade sono serrate, completamente impossibili da praticare. Quindi noi abbiamo fatto un appello alla nostra amministrazione, al signor sindaco, per darci quelle che sono le opere primarie che sono indispensabili. La nostra zona è illuminata tranne quella parte. Noi naturalmente, adesso però dobbiamo chiudere, non abbiamo più tempo, ma continueremo a seguire questa storia, signor Pignatelli. Cercheremo di darvi voce e in qualche modo cercare di capire anche se insomma otteniamo qualche risultato. Grazie a Fiorentino Pignatelli, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci.